Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo! Come va sulla flotilla? Tutto bene? Israele aborda la flotilla, una sola barca ora verso Gaza. Oh, ragazzi, li stanno facendo fuori tutti. Gli italiani arrestati sono 22, stanno tutti bene. Naturalmente le solite fotografie fatte con le webcam, tutti in bianco e nero, le imbarcazioni intercettate dai militari israeliani a 70 miglia da Gaza. Tajani, gli arrestati sono 22. Questa è l'apertura del sito del Corriere. Vediamo anche Repubblica come apre. Ragazzi, è tutta la notte che noi giornalisti stiamo dietro a questi della flotilla. Solo in Italia la diretta: Meloni attacca le opposizioni e il sindacato, non vogliono la pace ma il weekend lungo. Apre così il sito di Repubblica, lo ricordiamo, domani lo sciopero generale. E vediamo se Matteo Salvini farà loro un scherzetto. Il video del giorno, secondo Repubblica, è l'appello in lacrime di Elisa. Ma chi è Elisa? La famosa cantante che dice alla Meloni: adesso che hanno bloccato la missione, portate voi gli aiuti. Ok, anche se poi abbiamo visto in rassegna stampa che non avevano proprio in mente di portare gli aiuti, ma volevano esclusivamente forzare il blocco per fare notizia. E abbiamo anche visto da alcune interviste che non sarebbe stato possibile approdare perché non c'è più un porto in quella zona. Ci fermiamo sicuramente. Il Sammy Varin che vi dà di nuovo il buongiorno a voi reduci della rassegna stampa. È stata dura oggi con la flotilla, su tutti i giornali solo la flotilla, soltanto in Italia. Sì, dai, anch'io vi faccio sentire Elisa, è richiestissima. Dai, Elisa che piange, dai, senti. Adesso che hanno bloccato la Global Summit Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore. Portateli voi gli aiuti perché stanno morendo. Qui Parlamento. Colleghi, Ministro Frotti, innanzitutto la ringrazio per la esaustiva comunicazione relativa alle modifiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, come ha detto lei, sono necessarie per il completamento degli obiettivi, ma soprattutto per assicurare il pieno assorbimento delle risorse entro il termine del 31 agosto 2026. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano ha un valore di 194,4 miliardi di euro, tante risorse che però hanno delle tempistiche ben delineate. Il raggiungimento degli obiettivi e il conseguente incasso delle rate hanno fornito un importante supporto alla nostra economia, consentendo al nostro Paese di realizzare importanti riforme e sostenere gli investimenti pubblici e privati. Un'importante iniezione di risorse per dare una spinta necessaria, soprattutto in un momento storico segnato dalla pandemia e dalle guerre in corso, che hanno segnato la nostra economia e la nostra società. Solo l'utilizzo certo e ben programmato delle risorse può dare all'Italia la possibilità di rimanere competitiva nei mercati sia europei che mondiali. Ad oggi l'Italia ha rendicontato con successo 7 rate del piano, avendo raggiunto 334 tra obiettivi e traguardi, pari al 54,4% del totale previsto. Un avanzamento nettamente superiore alla media europea che si attesta al 38%. Con il pagamento della 7ª rata l'Italia ha ricevuto il 72% delle risorse, pari a 140 miliardi. Anche da questo punto di vista l'Italia supera la media europea, che si attesta al 57% dei fondi trasferiti. Come ci ha informato lei, Ministro, la comunicazione della Commissione europea del 4 giugno elenca varie possibilità per fare in modo di destinare le risorse a misure realizzabili nei tempi previsti. Queste si potranno anche destinare al rafforzamento di misure esistenti volte a sostenere la competitività, come Transizione 4.0, l'investimento strategico relativo ai progetti importanti di interesse comune europeo, la misura accordi di innovazione net zero, comparto nazionale InvestEU, con particolare attenzione alle esigenze di crescita delle piccole e medie imprese, all'innovazione e alla sostenibilità.
Per il settore agroalimentare è previsto un sostanziale rafforzamento dei contratti di filiera e uno strumento finanziario per la transizione energetica del settore agricolo. Per le infrastrutture ha particolare di rilievo il nuovo strumento finanziario per facilitare gli investimenti infrastrutturali. Grazie. Dei concessionari nel settore idrico, e ricordiamo sono preservate le risorse per realizzare la connettività a 1 giga su tutto il territorio nazionale, sia per realizzare gli studentati a prezzi calmierati, come ha detto lei. Raggiungeremo appunto i 100.000, che credo sia un bellissimo risultato. La proposta di revisione ha un valore complessivo di 14 miliardi, pari al 7% del piano. Si tratta di un adeguamento necessario, tenuto conto che il piano era stato concepito in un contesto politico ed economico del tutto diverso e che continua a mutare. La revisione non è una rinuncia o una sconfitta, come qualcuno vuol far credere, ma è un atto di responsabilità e di voler cogliere l'opportunità di dare al Paese quella giusta spinta necessaria per la competitività. Argomento, permettetemi, al ritorno da una missione interparlamentare a Copenaghen, che appunto adesso ha la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea e danese, dove il tema su cui si sta dibattendo, confrontando, è proprio scaturito dal rapporto Draghi ed è quindi proprio la competitività. La discussione tra i vari membri si è sviluppata proprio sulla necessità di semplificare per agevolare le piccole e medie imprese che evidentemente non solo in Italia ma anche in Europa stanno arrancando proprio a causa della troppa burocrazia, norme e regolamenti che si traducono in dispendio di tempo e denaro, e io dico ben venga che finalmente l'hanno capito. Concludo, Presidente, lasciando una riflessione alle nostre opposizioni. Dobbiamo smettere di svilire la nostra immagine e tifare tutti per l'Italia. Si dice sempre che il prato del vicino è sempre quello più verde, proprio perché non si ha la capacità di valorizzare ciò che si ha e ciò che sappiamo fare. Riscopriamo un po' di orgoglio e un po' di identità. L'Italia deve credere fortemente nella sfida della competitività. Il governo sta puntando sulla stabilità politica e sulla solidità del piano economico e finanziario, grazie all'azione del ministro Giorgetti. Il governo ha avviato con coraggio la stagione degli investimenti a favore delle imprese, sta puntando sulla semplificazione, riduzione del costo dell'energia, sicurezza, infrastrutture strategiche. Così si risponde nei periodi di incertezza, dimostrando visione, garantendo resilienza alle imprese e a tutta la nostra società, comunità. Grazie, Presidente. Qui Parlamento. Thought the search for someone who could look it deep inside of me. Someone who raised my mind and my deepest reverie. Oh. I thought I found in love with you, but now I'm straining in need. By myself of only tears, still lost in your kisses and your embraces. Never gonna take the chance to be stronger. I never knew you'd bring such pain. I'm so tired of all the things you say. I let you play with my mind all the time you made me cry. It's time for me to say goodbye. I wonder if she makes you smile. Oh, she can't be those smiles but mine. I can't get this out of my mind no more. I'm gonna take the chance to be stronger. Stronger does not necessarily weak. And you know this. Sacrifice can be touched by anything. You won't deny this.
not necessarily weak, and you know this. Sacrifice can be tossed by anything. You won't deny this. The strongest weapon does not necessarily win, and you know this. Sacrifice can be tossed by anything. You won't deny this. È roba buona, è roba raffinata, è roba quasi sempre sconosciuta, già, perché se sei conosciutissimo, famosissimo e giri su tutte le radio, non hai bisogno di me. È Wanda Pacifico con il pezzo Stronger, e di fianco a me si è anche palesato Giovanni Dadda che ci saluta. Ciao Giovanni. Ciao a tutti, ciao Sammy, grazie per avermi qui. Oh, mi dicevi, bel pezzone questo, intitolato Stronger. Assolutamente, no, davvero un bellissimo timbro di voce, canzone che anzi io pensavo fosse conosciuta, dico la verità, anzi mi sono sentito in difetto perché non la conoscevo. Allora, ti dico la verità, è sconosciuta magari a livello nazionale, ma nella sua terra gira alla grande, fa tournée, ma da roba tipo da 25 anni sui palchi italiani con gruppi jazz, blues, rock, compone brani inediti, fa ballare con cover di ogni tipo, però sulle radio quelle fighe raramente fa capolino. Gli vogliamo chiedere perché? L'abbiamo al telefono, Wanda Pacifico, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao. Wanda, cosa c'è sotto? Perché sei così brava, sei così Ma- tosta e fai tenacia, tanta tenacia. fai da parte di quel 26 anni. circuito, di quel circuito indipendente in gambissima, veramente Sì, tostissimo, grazie. che però appunto in certi giri importanti radiofonici e come di palco anche raramente riesce ad entrare, perché il Perché solito ci vogliono i santi in paradiso. Ah, basta, hai detto tutto, Wanda Pacifico. Senti, ma Raccomandazioni che io non voglio, perché mi ricordo un aneddoto di tanti anni fa, avevo 2 raccomandazioni molto potenti e le rifiutai. Pensa, un'altra persona mi direbbe sei stupida perché dovevi cogliere al volo, invece io le ho rifiutate perché la mia mentalità è questa, non devo riuscirci da sola. allora capisci, Giovanni, questa è una rivoluzionaria davvero. Assolutamente, una risposta che sinceramente probabilmente 9 su 10 non ci avrebbero dato. Questa è la rivoluzione musicale. Wanda, da Sì, 25 anni, giri 26. e hai 26 e hai girato un fracco di gruppi, dicevo, jazz, Sì, blues, jazz, rock, hard rock, Dai. dance, revival, ne ho fatte di tutti i colori. Che meraviglia, quindi sei versatilissima. Sì, abbastanza, anche se comunque diciamo il genere che più mi si addice per il timbro di voce e per lo stile è più il blues e anche il rock, perché comunque va bene anche il rock. Diciamo sono questi gli stili che più mi assomigliano, cioè li ritengo più costruiti addosso, mentre invece altri, anche il jazz per esempio, bisogna essere un po' più fine, più delicata, cosa che la mia voce non è delicata per niente. Comunque questo pezzo Wanda Stronger veramente Grazie. suona di un bene, ma c'è un intero album da scoprire, vero? Sì, è un EP, l'ultimo EP uscito il 16 agosto e sono 5 tracce, perché l'EP, come sapete, insomma, è un po' più piccolino dell'album normale, e l'ho fatto proprio in previsione di cercare di capire un attimo come poteva andare, come funziona, e quindi ho fatto queste 5 tracce, l'ho fatto uscire su tutti gli store digitali e anche su quelli gratuiti, quindi lo potete trovare anche su YouTube perché è gratuito, e si chiama con l'omonimo,
quindi Banda Pacifico si chiama come il mio nome. Io lo voglio trasmettere. Anch'io. Ma certo. Cioè questo ma in certo, macchina, sono questo in ben felice. macchina quando sei in coda, incazzato Sì, nero, no? è Perché adattissimo. c'è il prossimo sciopero quando è? domani, ma guarda, Partire domani, Wanda è perfetto. come dire, tutto prende, no, un'aurea un attimino più cioè, poetica. bisogna ascoltare Banda Pacifico tutto domani, ragazzi. Quando penserete di andare a Certo. lavorare non ce la farete per colpa della flotilla. Pensate a Banda Pacifico. Esatto. Pensate a Banda Pacifico. Santa polenta. Banda, cosa si muove? Cosa bolle in pentola? C'hai qualche data? C'hai un sito internet dove sbirciare, un Instagram Certo, dove poterti come no. seguire? Allora, le date, adesso io sempre comunque con la mia cover band abbiamo un mini tour da adesso fino a dicembre in tutte le, insomma, in alcuni posti romani, diciamo, qui a Roma, tra Roma e Latina e anche Aprilia, diciamo nel Lazio. E poi il progetto è quello, insomma, un po' più solido, è quello di lavorare ad un album che prevedo uscirà verso l'estate, e un album proprio stampato, quindi non più sui store digitali, ma proprio stampato. Vero, fisico, che si può Wow. toccare, È che si può fisico, che si può ascoltare. suonare, anche se i CD dicono, ahimè, che stanno morendo, però io penso che i collezionisti ancora amano. Ma per Io sono favore. d'accordissimo con te. Quante canzoni ci sono all'interno di questo disco, Wanda? Penso ce ne saranno 10 più una bonus track. Ah, bella, inedita. Sì, Godo. tutto inedito, sì. Bello, Il bello. genere sarà più variante sul sempre blues, però diciamo un po' più rock. Ah, Dulcis in fundo. Sì. Ce la sentiamo la Banda Pacifico. Wanda, tu fai capo a Roma, ma è chiaro che se fai un giro su Milano, ricordati che c'è una radio certo, che vi ti vengo a passa. trovare con tanto piacere. Volentierissimo, assolutamente. Intanto, appena metti giù la cornetta, mi fai avere anche i prossimi pezzi che hai inserito in Certo. questo EP, perché io ogni settimana te ne manderò uno diverso, perché Perfetto, suoni bene. Perfetto, va bene, va benissimo. Io intanto vi ricordo anche, appunto, visto che me l'hai chiesto prima, e volevo ricordare dove trovarmi. Sì. E chi vuole sapere più di me, insomma, chi vuole sbirciare può sapere meglio di me. C'è il sito ufficiale che è www.bandapacifico.it, che è con la W, e poi sui social mi troverete su Facebook con il mio nome, Banda Pacifico, e anche Instagram. Per Instagram non lo uso molto, quindi preferisco più Facebook e il sito ufficiale. Brava, bisogna stare anche alle origini. Il buon vecchio Facebook per noi grandicelli è Esatto, sempre il migliore. Grazie Wanda, a presto. Grazie a Ciao, voi, Wanda, grazie. a voi, buona giornata. Altrettanto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Vedi come funziona, Giovanni, la mia trasmissione. Si parla di quello che gli altri non vogliono parlare. Chissà perché a volte alcune situazioni, perché non fanno business, perché non sono abbastanza famosi. Se non sei così famoso, io non ne posso parlare su Radio Dimensione Suono. Che cavolo. Certo, Sam, diciamo che tu trovi i tesori nascosti, no? Come si dice, trovi proprio delle chicche che, come in questo caso, questa artista davvero molto brava, che credo non abbia detto quasi, penso, no, a nessuno, che adesso tra poco pubblicherà questo album meraviglioso con tanto di inedito, quindi l'11ª traccia rock, quindi comunque una bella novità che assolutamente potuto... da ascoltare. Ribadisco e discoriba proprio domani, quando ci sarà lo sciopero generale. Certo, proviamo a precettarvi questi sindacati. Cercate Banda Pacifico quando sarete in coda per prendere il treno che non partirà. A proposito di Giovanni e soprattutto di nuovi ospiti, nuove trasmissioni, diciamo che il Giovanni Dada ha in mente qualche progettino su questa radio. È un programmino che potrebbe partire in futuro, però chissà, non so se avete notato, ma sta facendo capolino spesso qui nei nostri studi, proprio perché non ha ancora 30 anni, ma gli piace tantissimo fare radio. E ti piacerebbe fare che cosa, Giovanni? Beh, diciamo che è un ambito che mi ha sempre affascinato, poi Sammy, comunque, come dire, anche il tuo modus operandi, il tuo stile comunque mi ha ulteriormente avvicinato, no? Poi Il a che è quello terribile davvero, però a volte ci si varinizza, può capitare. Mi sono fatto condizionare da Sammy Varin, dato che ho partecipato a un paio di dirette. Ti sei varinizzato e quindi magari metterai in pratica quel
po' di Sammy Varin che hai assimilato, parlando di qualcosa che non viene discusso su altre radio, citando eventi, appuntamenti, cose diverse dal solito. Assolutamente, ecco. se si può dire delle chicche che possono essere interessanti per, insomma, delle chicche che tra l'altro volevo parlare di questo, volevo incentrare un po' questo programma sulla cultura, questa è la parola diciamo chiave, e su tutto il territorio italiano, per poi magari passare anche a delle contaminazioni internazionali, no, del nostro paese, che possono essere degli eventi che non sono noti al grande pubblico, che però possono essere dal punto di vista cinematografico, teatrale, artistico, e ai quali comunque secondo me è giusto dare voce, ecco, no? Qualcosa di non scontato, ok? Esattamente. E allora, signori, vi abbiamo già messo qualche ideuzza in testa. Cosa avete in testa? Qualche ideuzza. Bravo, bravo, bravo. Restiamo in contatto con Giovanni Dadda, di apostrofo Adda, che comunque, vi ricorderete, non è nuovo al fenomeno radio e anche alla televisione. Zitto, 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 che ho ancora 3 minuti e li uso, perché sai guarda quanti WhatsApp che ci hanno spedito in queste ore. Tantissimi. Ne devo Sammy. leggere qualcuno, altrimenti mi aspettano fuori. Buona giornata. Con tutto il lavoro che c'è da fare in Italia e aiutare le persone bisognose, loro fanno lo sciopero per gli altri. A proposito di scioperi, Gio da Torino: sarebbe cosa buona e giusta sapere la professione dei manifestanti del 3 ottobre, se impiegati, commercianti, liberi professionisti o nulla facenti. Grazie. E ancora i WhatsApp che mi avete spedito questa mattina al 340 6709 659. Bisogna ammettere che la campagna messa su dalla sinistra è efficace, soprattutto verso i giovani che sono facilmente manipolabili. Peccato che questo malumore non venga fuori sui problemi reali dell'Italia. E poi ancora: ma queste teste di cazzo cosa vogliono? Che l'Italia dichiari guerra a Israele? Sono pronti ad andare in guerra a favore dell'Islam? Beati loro che non capiscono un cazzo, scusate il francesismo, ma noi leggiamo tutto quanto. Sammy, e se ci regalassi un altro pezzo del Guardiano del Faro? Te lo dicevo, Giovanni, che ho trasmesso questa mattina questo fenomeno anni 70-80 sconosciuto alle nuove generazioni, ma anche a quelle meno recenti come la tua. E questo ad esempio è un personaggio da intervistare, perché ha fatto grande musica con il Moog negli anni 70-80, è stato dimenticato ma adesso ha ricominciato a pubblicare, e allora vi prometto che dalla prossima settimana, ogni settimana, manderemo un suo pezzo. E ancora WhatsApp, mi chiedono dove sarà Max nelle Marche. Certamente, qui poi potete riascoltare la trasmissione di Giulio Cainarca tranquillamente in podcast andando sul sito radiolibertà.net. Non riesco più a starci dietro con tutti questi messaggi. Bloccate stazioni e strade nonostante le nuove regole, perché? Avete capito, cari ascoltatori? Perché tutto questo casino per la flotilla è fatto per indebolire il governo, per cercare di farlo cadere, di farlo litigare. Ripeto, questa mattina ho cominciato la rassegna stampa andando su Le Monde, andando sui giornali di tutta Europa, e nessuno parlava della flotilla, solo i nostri quotidiani. È un segnalino, che era già tutto previsto. Oppure non sono andati a votare, scrive questo. Ma questa Elisa è scema, tronca, è conciata male, poveretta. Assolutamente no, prendo le distanze, ci mancherebbe, però ho ascoltato tutta la trasmissione, molto bella e interessante. Unico rammarico, il mio messaggio non è stato letto. Gino, perdonaci, ma non riusciamo a star dietro, siete veramente in tantissimi. Buongiorno a tutti, facciamo una grande manifestazione a favore del governo e contro l'invasione di Hamas in Italia, caro Paolo. Io tutto questo lo faccio mandando una volta alla settimana un pezzo cattolico cristiano di Christian Music. Ogni giovedì alle 9 lo mando in onda. Mettetevi la sveglia. Ce ne andiamo, Giovanni, sono arrivati i panini, c'è qualche buon uomo che ci ha portato da mangiare, e mi piace quando arrivano gli ascoltatori che ci portano cibo di qualunque tipologia e magari anche un sostegno economico. Ricordate, se ci venite a trovare nei nostri studi di Milano, via Bellerio 41, un piccolo sostegno economico, anche solo 5 euro, per dire: caro Sammy, ti ascolto e mi piace, o al contrario, ti ascolto e mi stai sulle balle ma ti ascolto, e noi siamo qua, vi abbracciamo, vi offriamo un
caffè padano, vi presento anche il Giovanni Dada, cosa volete di più nella vita? Ciao Giovanni, buona prossima trasmissione. Ciao Sammy, ciao a tutti, Restiamo grazie, in assolutamente. contatto. Ciao.